Mind the GAP significa letteralmente prendere coscienza di cosa sia il gioco d'azzardo patologico, per consentire chi ne è affetto di uscirne e per gli altri il sensibilizzare ad un uso consapevole del denaro e all'illusione che sta dietro la possibilità di una vincita. Il progetto si è svolto in due fasi principali, la prima con i coordinatori e capigruppo del consorzio Tassano, per permettere loro di svolgere anche un'azione di tutoraggio su colleghi, soci e familiari. La seconda, portata avanti nelle scuole medie ed elementari con laboratori per far riflettere i ragazzi sui problemi legati al gioco e sulle insidie che non sempre sono immediatamente riconoscibili. È importante lavorare con i ragazzi anche in giovane età perché comunque il trend così in generale del gioco d'azzardo, anche se non sembra, si sta abbassando sempre più come età. Basti pensare ai giochi che sono quasi tutti giochi accessibili come quelli delle console, della Xbox, PlayStation, o quelli sul telefono che maneggiano sostanzialmente tutti, sono praticamente basati sul free to play, quindi i ragazzi hanno dei giochi che sono gratuiti, ma i personaggi che utilizzano hanno delle competenze basi che poi vanno aumentate per finire il gioco in modo più semplice con l'acquisto di piccoli skill o che possono anche essere estetiche per esempio, che comunque hanno un costo e quindi poi quando si sfocia nell'eccesso poi diventa appunto un problema. Oltre ai danni più dal punto di vista comunque economico-materiale, quali sono i danni psicologici a lungo termine che può portare una dipendenza dal gioco d'azzardo? I danni si verificano a livello psicologico per la persona che può andare in depressione, può soffrire di stati d'ansia, ma non solo, perché è un problema che ammala un po' tutta la famiglia. Oltre a incidere in modo negativo sul lavoro, incide in modo negativo sui rapporti che la persona ha